Escursionista trevigiano di 34 anni scivola nel greto di un torrente facendo un volo di oltre 15 metri a Sappada nel Bellunese, scendendo dal Pian del Cristo, e si salva miracolosamente rimediando una frattura ad una gamba. Dopo averlo caricato in barelle e trasportato in spalla per oltre 40 metri, gli uomini del soccorso alpino lo hanno affidato alle cure dei sanitari dell'ospedale di Pieve di Cadore. Dopo la frana di martedì scorso, oggi operai ancora al lavoro per ripulire dai detriti la strada e il sottobosco e soltanto dopo l'intervento di messa in sicurezza la via potrebbe essere riaperta al traffico. Si ipotizza già da domani sera, condizionale d'obbligo perché rimarrà chiusa, puntualizza il primo cittadino, fino a quando non verrà messa completamente in sicurezza a colpa del terreno instabile e del pendio che non è raggiungibile da nessun mezzo meccanico. Moldavo di 21 anni aveva da poco messo a segno l'ultimo dei furti seriali in diversi garage di Treviso e in sella la bici, anch'essa rubata, è stato fermato dalla polizia nella notte nei pressi di Viale Oberdan poco prima delle 3. Nel pesante borsone del ladro diverso materiale oggetto di furto, tra cui una pistola, sparapunti, un martello e un trappo. Nel 21enne è stato arrestato per furto aggravato. Traffico in tilt questa mattina intorno alle 11 lungo il Put a causa di un tamponamento a catena tra 4 auto. A causare l'incidente un'improvvisa frenata per evitare di centrare un pedone in procinto di attraversare sulle strisce pedonali. Nessun ferito, tanto che non si è reso necessario nemmeno l'intervento del 118, ma tanta la paura con il traffico rimasto congestionato per poco meno di un'ora.